Allora, caro Leonardo De Carli e cari tutti gli altri youtuber che adesso sono collegati grazie alla challenge dei dialetti. Parliamo di questa challenge dei dialetti. Sicuramente un'idea molto simpatica che ha coinvolto tante persone e che credo che sia anche uscita su alcuni siti di quelli un po' di informazioni sul mondo di internet e quindi alla fine complimenti per l'idea. Complimenti anche per gli ideatori dell'applicazione e via dicendo. Io volevo farvi un piccolo ragionamento, se mi permettete, su questo genere di cose, su questo genere di challenge, soprattutto sull'argomento dialetti. Alla fine, quello che risulta anche dalle frasi che si sentono nei video è che la maggior parte delle frasi in dialetto sono parolacce, insulti, apprezzamenti pesanti sulle belle fighe, oppure proverbi nella migliore delle ipotesi, o cose anche peggio. Come se i nostri dialetti fossero soltanto un concentrato di queste cose qua, che secondo me è illogico. Se noi pensiamo che i nostri, almeno sicuramente i nostri bisnonni, molti dei nostri nonni, diversi dai nostri padri e anche alcuni dei nostri coetanei parlano quotidianamente queste lingue, questi altri modi, questi dialetti, chiamiamoli pure così, è innaturale pensare che parlassero soltanto di parolacce o di altre cose simili. È realistico perché anche con tutta la buona volontà uno non può vivere 70 anni e tutti i giorni parlare solo di merda e piscia e vaffanculo o belle fighe. Evidentemente parlavano anche di qualcos'altro, parlavano di cose belle, di cose brutte, parlavano seriamente, parlavano per ridere, poi piangevano, si innamoravano, tutto in queste lingue qui. Quindi avevano anche, diciamo, una gamma di espressività maggiore che non soltanto le parolacce. Anche, diciamolo chiaramente, il fatto che anche questa applicazione, i mortacci, riproponga sempre questo repertorio un po' volgarotto, non è neanche così originale, perché l'abbiamo già sentito in tutte quante le salse, e i doppiaggi comici, e le parodie in dialetto, e i cinepanettoni dove c'è sempre quello di Napoli, quello di Roma, quello della Toscana, quello di Milano, che fanno confusione con i loro accenti, via dicendo. Non è proprio la cosa più originale del mondo, anche come tipo di umorismo mi sembra anche un pochettino superato, almeno a me. Allora mi era venuta in mente una cosa, senza fare polemiche e altro, sarebbe bello, dal mio punto di vista, provare a fare qualcosa di diverso con i nostri dialetti, che io preferisco chiamare lingue, così come dice anche l'UNESCO, tanto per dirne una. A me piacerebbe che si facessero dei video in cui si parla nei nostri dialetti, ma di cose normali, non dico serie. Non dico che bisogna parlare di teologia o filosofia. Se c'è qualcuno che lo fa, io gli faccio anche complimenti, mi piacerebbe molto anche a me. Ma di cose normali, non necessariamente cose volgari o fatte apposta per ridere. Voglio dire, mi piacerebbe che ci fossero cioè dei vlog in dialetto. Parlare della propria giornata, di quello che ti piace, dei libri che hai letto, dei film che hai visto, o anche, non so, dei videogiochi che ti piace giocare. Queste sono, o della scuola, voglio dire. Questo sarebbe interessante fare in dialetto, perché è una cosa che non ha ancora fatto nessuno, mi pare, o pochissime persone. È anche divertente vedere se uno non ha una parola che non gli viene in mente, è bello vedere se uno cosa ne viene fuori a parlare anche di cose più moderne. E allora io, brevemente adesso, proprio per lanciare il primo sasso in questa direzione, rifarò un po' più in breve questo discorso nel mio lombardo milanese, sperando che poi venga apprezzato. Ciao! Allora, ciao a tutti, eh, la disi alla svelta perché questa mica troppa 50 la tratta. Tutta sta roba qui della challenge di dialetto.
lei è anche simpatica, però per me il problema è che la tira sempre fuori tutta sta roba qui di parolage e via in sci, perché che le è brutta, perché pensa che in dialetto se dicono domani i parolage o al massimo i proverbi, le è un po' brutta, le è anche scuretta, perché come si fa a credere che la gente che la parla in dialetto la parla domani in sci? Lei è reale. Se ti te che vivi con quella lingua qui, lei è stupido pensare che te lo per domani parole grosse. Allora, le ciarche che è un problema de sistema de range in una qualche maniera. Ma mi vorrei mica fa troppa polemica. Allora, invece fu una proposta detta che a fa di video, anche perché, diciamo chiaramente, sta roba qui del dialetto è attaccata con la volgarità. Lei è una roba un po' vecchia ormai, l'hem sentita in tutti i manieri, in tutti i sals. Allora, mi proponi di fare qualcosa di differente. In scambio di fare sempre i video in dialetto per fare rit, proviamo a parlare sempre in dialetto, ma di roba normale, mica seri per forza, ma di roba normale, della scuola, della tua vita, di libri che ti piacciono, di cine che ti piacciono, e via in sci, per vedere anche un po' se lei che salta fuori. Lei anche più sei divertente, ti mette più sei in gioco anche il tuo cervello, la tua intelligenza, e dunque mi pensi che potrebbe venire fuori anche qualcosa di divertente o di bello in ogni caso. È anche una maniera per far vedere che i nostri dialetti in minga morire, come dicono in tanti. Se dite il duperet per parlare della vita di tutti i CD, invece sempre della ridera, della merda, della bella figa, le più se belle, almeno per me, su nuovi alter. Mi ve la disenisci. Poi mi speri che sarà un qualcuno che capisca quel di e che magari mi venga anche a dre. Per il momento vi saluti e speri di essere sta troppo noioso. Ciao a tutti!